Anna sera non ti vedo, non ti trovo in tuo canale, non si pigliano un segnale, non riesco neanche a sentirti per radio, ma all'improvviso ci riesco e io sto sempre vicino a te. Oi Napoli, oi Napoli mio, oi cuore, di chi sto cuore, sei stato mio grande amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Come gol! Come gol! Guardate, buonasera a tutti, salve amigos, tu mi sciate stasera, riprendiamo. Buonasera ragazzi, hello amigos, hola amigos, buonasera a you. I nostri amici sono stati valorosi, però alla fine il più forte, porca misera, abbiamo restituito il 3-0 dell'andata, mi pigliata avvelenata volta. Però i cari brucerchiati comunque stanno facendo una bellissima annata, bella stagione. Applauso a Fabio Quagliarella, quale, a parte i bellissimi gol che sta facendo, è anche capocannoniere. A me mi fa piacere, in italiano sta davanti a Cristiano Ronaldo, non mi dice niente, ma è così. Però stavo dicendo godo non solo per i 3 gol del Napoli, ma per i 3 gol subiti dai non colorati. Questa è stata la mia gioia più come questo godo, capito? Questo godo. Allora, questo video sta arrivando un po' in ritardo perché ho lavorato oggi, quindi l'ho assistito un po' sul telefonino, a mezza botta. Infatti la canzone della sigla, per chi ha capito, l'ho fatta un po' anche in italiano, l'arrangiamento anche in italiano, proprio per farvi capire un po' la mia sofferenza oggi. Però sono riuscito comunque a capire e a vedere e a capire soprattutto che abbiamo fatto una grande partita, grande prestazione. Koulibaly parevano attaccando, non si capiva niente, mamma mia, non si capiva niente stasera ragazzi, non si capiva niente. Grandissimo Kalidou, partita da 10 e lode. Se faceva quel gol era proprio 110 e lode. Allora ragazzi, analizziamo la partita. Non posso fare un'analisi molto dettagliata perché, ripeto, l'ho vista in manga chiadaca. Però comunque niente, Napoli che batte Sampdoria per 3-0. Come dicevo, abbiamo restituito il risultato dell'andata. E in gol Insigne, Milik, Verdi, anzi Milik, Insigne, Verdi, andando per ordine. Verdi sul calcio di rigore, gol annullato anche giustamente a Milik per fuorigioco, mi sembra di Maximovic. Ragazzi, che dire, sicuramente mo starete pensando di nuovo 9 punti. 9 punti dalla Juve sono molti, sono tanti ragazzi, sono tanti. Non ci pensiamo più, basta, chiuso. La Juve deve vincere questo 8º scudetto consecutivo, punto e va, perché è impossibile. È venuto Cristiano Ronaldo, non ci sarà il triplete, probabilmente nemmeno la Champions League. Carissimi amici non colorati, perché giocando così non arrivate nemmeno ai quarti di finale Champions League. Poi dipende dagli avversari, è normale. L'avversario stasera o Parma è stata pane per i vostri denti, ma si sapeva. Mi è andata bene, carissimi juventini, mi è andata bene con la Lazio, che l'avete ripresa proprio all'ultimo a tutto, che la partita immeritatamente, perché la Lazio aveva fatto una grande partita. Poi c'è stata la sconfitta in Coppa Italia, poi c'è stato il pareggio Parma. E io godo più per il Napoli e per il Parma. Certo mi fa piacere, ma soprattutto per i non colorati che si pensavano di fare una passeggiatina sul Parmigiano Reggiano, e invece non è stato così. Onore alla Sampdoria, che comunque sta facendo un campionato coi fiocchi, grazie al suo, qua in Brasile si chiamerebbe artigliero,
Fabio Quagliarella. E niente ragazzi, io penso che comunque obiettivo primario resta l'Europa League, che la Coppa Italia è andata, la Champions League ci è arrivuta mo', Coppa Italia è andata, campionato secondo posto, terzo posto, quarto posto, comunque stiamo là, sempre chi lei, però sempre secondi che quarti ovviamente. Soprattutto stare dietro a una Juve così da record è come se avessimo vinto un campionato, no? E mentre l'Europa League è tutta da giocare, quindi comunque per me obiettivo primario Europa League, ragazzi, quindi andiamoci dentro. Allora, qui sono le 20 e 15 minuti, in Italia dovrebbero essere le 11 e un quarto di sera. Ragazzi, che dire, sempre forza Napoli. Mi dispiace per i non colorati che stanno un po' nervosi. Ho visto anche che hanno fischiato la squadra. Ma che dovete fischiare sta squadra? Ma chi la dovete fischiare? Che sta mettendo record su record, mo con gli aiutino meno. Ma comunque, cioè, ragazzi, state fischiando una squadra che si esce. Non vincerà il triplete, ma comunque sta giocando male. Forse per questo, sì. Però comunque sta vincendo un campionato su 8 anni e poi la Champions League è ancora tutta da vedere, sì. Onore al Parma che ha fatto una grande prestazione, soprattutto per quelle poche occasioni che ha avuto. Bellissimo gol anche di Gervinho, cioè, ragazzi, comunque c'è, mi spiace a Sampdoria, esce solo sconfitta a 0 gol, anche se comunque ha avuto le sue occasioni. E niente, io ho la maglia qua della Sampdoria, regalo di un amico, quindi è stata la mia prima maglietta da avversari regalata e la custodisco con affetto. Sempre e solo forza Napoli, lasciate un like col vostro naso, così, e iscrivetevi al canale se volete vedere un po' di sfochi, incazzamenti quando perdiamo oppure gioire quando vinciamo. Ma stasera è tutto gioia, è tutto gioia perché non solo abbiamo vinto, ma abbiamo visto anche prendere tre formaggi parmigiano reggiano. Stasera Juve si è mangiata e invece sono pianta mozzarella e raverso che si cai i genoani e amici bruciacchiati. Ragazzi, un abbraccio a tutti, sempre e solo forza Napoli, non vi pigliate collera, si scherza, si gioca, ma l'importante è volerci bene e seguire lo sport con passione e fratellanza, siamo comunque sì, c'è il gemellaggio con i genoani, ma comunque cerchiate, sempre nella stessa città, Genova, bella città, ci sono state, città uguale come a Napoli, come a livello di bellezza di porto, mare, ragazzi, ci sono tante cose belle a Genova, l'acquario, non so se ci sta ancora la nave dei pirati, io mi feci delle foto sulla nave dei pirati, bellissima, ragazzi. Bocca al lupo per il resto del campionato e Napoli invece che vola via, vediamo l'Inter cosa farà, se no sono troppa rete, va troppo veramente, ma avere solamente chi retrocede o chi non retrocede in questo campionato, perché proprio rimane proprio sempre e solo forza Napoli. Un abbraccio a tutti, ciao.